Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Venice in Question, il seminario che è intitolata I sudditi al governo, società e politica cividale egemona nel Friuli del Rinascimento veneziano, che è stata pubblicata dalla società editrice Il Mulino di Bologna nel 2020 in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, dove Lorenzo Freschi è stato borsista postdottorale. Lorenzo Freschi si occupa soprattutto di Friuli e di terraferma veneta e si è formato soprattutto all'Università di Padova e la sua ricerca verrà discussa dal presidente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, il professor Gianmaria Varanini, che come è noto è uno dei più noti esperti di città e comunità della terraferma veneta negli ultimi secoli del Medioevo e che è stato per moltissimi anni professore ordinario di storia medievale a Verona. Prima di lasciare la parola ai nostri due ospiti, ricordo agli ascoltatori del seminario che ci stanno seguendo da casa quali sono le modalità di svolgimento e di interazione. Ci sarà una prima parte dove Lorenzo Freschi e Gianmaria Varanini discuteranno del libro che abbiamo appena menzionato e poi una seconda parte in cui daremo spazio alle domande del pubblico e quindi che potrà intervenire secondo le consuete modalità, ovvero per iscritto apponendo il proprio intervento nella sezione commenti del canale YouTube ufficiale della Deputazione di Storia Patria per le Venezie o nella sezione commenti della relativa pagina istituzionale su Facebook, oppure vi è una seconda modalità, se desiderate intervenire a viva voce con gli ospiti, potete richiedere un link per la connessione al video scrivendo all'indirizzo mail che scorrerà per tutta la durata del seminario in sovraimpressione e che è deputazionevenezia@gmail.com. Scrivendo una mail molto rapida a questo indirizzo noi vi forniremo prontamente il link cliccando sopra il quale apparirete in video e potete interagire direttamente con Lorenzo Freschi e col professor Varanini. Vi lascio la parola e con me ci si vede più tardi. Prego, professore. Bene, allora buonasera, ecco, sono molto contento di parlare di questo libro con Lorenzo Freschi, che così ha dedicato parecchi anni e molto impegno appunto a questo lavoro. Ecco, e avrà modo lui stesso soprattutto di spiegare al pubblico, di parlare insieme con me delle caratteristiche anche del suo lavoro, no? Ecco, vorrei, come dire, come primo spunto, come prima riflessione, in un certo senso così per provocarlo, ecco, ragionare un attimo con lui sul titolo, no? Il titolo è, e lo vediamo anche lì in sovraimpressione, I sudditi al governo, società e politica a cividale egemona nel Friuli del Rinascimento veneziano. Allora, c'è un sottotitolo che, se vogliamo, è un pochino tradizionale, fa riferimento a un concetto come dire, consolidato storiograficamente come quello di Rinascimento e di Rinascimento veneziano. Forse su questo aggettivo c'è già
qualche cosa da dire. E questa è già un po' una domanda appunto per Lorenzo Freschi. Però soprattutto c'è, diciamo, questo ossimoro, no? nel suo titolo, no? Il vero e proprio titolo è I sudditi al governo. Ma allora, sudditi di cosa? A chi? Al governo? Ecco, in che senso? Ecco, forse partendo come dire, dai motivi, dalla illustrazione dei motivi che lo hanno condotto a dare questo titolo, entriamo poi appunto un po' nel cuore del suo ragionamento e lui ce lo spiega certamente. Prego. Allora, innanzitutto ringrazio per la possibilità di presentare il libro in questa sede e anche per la gentilezza del professor Varanidi, con cui mi ritrovo a distanza di anni in realtà da quello che è stato un dialogo su questo volume, e più che su questo volume, sul lavoro che è stato condotto per questa ricerca. Allora, rispondo, come dire, in due tempi. Parto chiarendo un aspetto, perché I sudditi al governo è in realtà un titolo che nasce dalle fonti, se vogliamo, e cerco di spiegarmi meglio. È vero che in questo contesto, in questo periodo, il termine sudditi non è ricorrente, non lo si trova spesso, però la suggestione mi è venuta guardando un po' alle fonti veneziane, in cui invece alcune volte questo termine emerge, si ritrova, e quindi in realtà la polemica, ecco, la provocazione c'è fino a un certo punto, nel senso che è uno spunto che nasce dalle fonti, così dal fatto che i veneziani ogni tanto si riferiscono e usano questo termine, anche se non è così consueto, devo essere sincero, non è così ricorrente, e mi è venuta la suggestione di, insomma, ho colto questa possibilità offerta dalle fonti e l'ho inserita nel titolo, ragionando invece sulla dimensione del governo, cioè di quello che è effettivamente il problema della gestione di quello che chiamiamo lo Stato da terra veneziano, della grande costruzione dello Stato da terra veneziano. Beh, perché poi al governo? Perché l'idea, o almeno la provocazione, questo sì è effettivamente una provocazione, è di guardare a che cos'è il governo di queste comunità, cioè come si inserisce la dimensione del governo di queste comunità all'interno di questa struttura complessa e articolata, o di questo passaggio complesso e articolato, perché veramente si tratta di un passaggio quattrocentesco, che a sua volta, possiamo dire, si inserisce all'interno di un altro, di una riflessione storiografica complessa, che è quella tra l'altro culminata anche recentemente con un articolo di Isabella Lazzarini proprio sul Rinascimento, cioè sul problema di che cos'è il Rinascimento, e il Rinascimento come grande momento, interpretato anche da un certo filone storiografico come grande momento di sperimentazione politica, da questo punto di vista, come grande spazio. Ecco, cogliendo un po' una serie di suggestioni, quelle delle fonti, quello di rovesciare, giocare sul rovesciamento della prospettiva, e quindi non guardare, come invece si è fatto per un certo periodo, meno in altri periodi, soprattutto nell'ultima fase, provare a guardare da quella che una volta veniva chiamata la periferia. Oggigiorno la periferia piace meno come termine, siamo andati oltre, ecco, questa impostazione, ma ecco, i sudditi al governo, cioè dalla periferia, si sarebbe detto in un'altra epoca, e il Rinascimento inteso come momento di sperimentazione politica, sono quegli elementi, come dire, che insieme vanno a comporre il quadro in cui inserisco le mie ricerche. Benissimo, ecco, poi magari appunto torniamo anche su, diciamo, su questi aspetti, perché resta questo fatto che oggi, o più spesso, diciamo, in questi ultimi decenni, quando abbiamo parlato di Stato, parliamo di contrattazione dei poteri, di condivisione, ecco, ma insomma, su questo poi dicevo, torniamo. Restiamo ancora un pochino alla cornice. Questo è un libro solo o sono due libri in uno? Ci sono, no, due libri in un certo senso, no? Nel senso che c'è Gemona, c'è Cividale. Ecco, allora la domanda può essere questa: è un dittico, no? Come nelle opere di qualche pittore
del Rinascimento o del tardo Medioevo friulano o alpino, ma avrebbe potuto essere ancora qualcosa di più, cioè un politico a più ante, un Flügelaltar, no? Ecco, ecco, e ripeto, la domanda è trasparente, no? Ci sono questi due blocchi nei quali adesso fra un attimo entriamo, ma esauriscono la varietà della situazione friulana oppure? Allora, in questo senso, la domanda, anzitutto grazie, perché è veramente puntuale questo quesito. Allora, è un dittico, si potrebbe dire, in primo luogo per necessità, cioè nasceva dall'idea o dalla necessità di comunque arrivare a una conclusione di un lavoro e dalla necessità di porre un problema, potendo definire dei contorni, perché il rischio era, almeno in una prima fase, proprio questo, di allargare troppo il panorama e quindi poi di non riuscire a completare veramente un'opera che almeno in questo momento io insomma la considero tale, e tutt'oggi è così, è per me almeno un punto di partenza forte, però per quella che è una ricognizione, o che deve essere una ricognizione veramente profonda del panorama friulano quattrocentesco. Quindi in potenza sì, avrebbe potuto essere qualcosa di più, anche un trittico, però ciò, come dire, risente di tante cose, ha risentito naturalmente della necessità di chiudere, di terminare anche un lavoro, ma anche del fatto che tra i vari problemi c'è una documentazione che ancora oggi non si presta perfettamente, almeno in alcuni casi, a un lavoro di questo tipo. Nel senso che ho cominciato con gli archivi di Gemona e di Cividale, perché sono quelli che presentano maggiori analogie e anche una documentazione più corposa per potervi ragionare sopra. Esistono anche altri casi altrettanto interessanti, penso al caso di Sacile, penso al caso di San Daniele, che io nomino tra l'altro nel corso dell'introduzione, e che però presentano alcuni problemi di natura archivistica. Il caso di San Daniele è forse il caso più evidente, secondo me, nel senso che e poi anche altri tipi di problemi di natura che potremmo definire anche metodologica, in un certo senso, di contesto. Però rimango sul piano archivistico. Mentre per Cividale e per Gemona c'era la possibilità di muoversi in modo abbastanza agevole all'interno di quello che è il panorama archivistico delle comunità locali, e per San Daniele l'operazione era molto più complessa, avrebbe richiesto uno scavo molto più lungo, molto più prolungato e anche molto più impegnativo sotto tanti aspetti. E ribadisco questo in un'ottica di conclusione di un lavoro, nell'idea di almeno di ottenere un risultato concreto, che non è una questione semplicemente di utilità pratica, è proprio una questione di porre un problema e di aprire una strada di ricerca. Ecco, in questo senso avrebbe potuto certamente arricchire, ma poneva dei problemi di natura archivistica. Il secondo problema, cosa ad esempio il caso di San Vito è altrettanto evidente, se vogliamo, cioè lì manca proprio la documentazione quattrocentesca che avrebbe potuto permettervi di ragionarvi sopra. E altro problema è, e questo avrebbe complicato ulteriormente un quadro comparativo, il fatto di San Daniele di essere un'enclave patriarchina. Questo complica ulteriormente la natura dell'indagine, la arricchisce sicuramente, la arricchisce molto, però la complica all'interno di quella che è la ricostruzione del panorama dei centri minori friulani. Mentre Gemona e Cividale si prestavano proprio a quell'operazione che ho compiuto, cioè una comparazione che poi si è trasformata in una giustaposizione, in due libri, potremmo dire in un libro, in cui io vado mostrando da un lato il piano istituzionale, il piano sociale, la complessità sociale e quello che è il controllo del territorio delle comunità, e cerco di mostrare differenze e analogie ragionandovi poi sopra in modo più puntuale, chiudendo con un quadro di sintesi. Restiamo ancora su questa dimensione delle fonti, della documentazione, che mi sembra, diciamo, molto importante, no? Ecco, cioè, voglio dire, sulla forza innovativa di questo lavoro, diciamo così,
è fuori discussione, ecco, rispetto a una tradizione di studi locali che pure c'era in Friuli, anche in qualche caso dedicata a centri minori. Ricordo per esempio un bel libro su Remanzacco, su Esatto. qualche centro minore, specialmente diciamo della cintura udinese, diciamo, ecco, ma certamente, cioè, c'è una capacità innovativa e voglio dire, ecco, che però ha richiesto un grosso sforzo proprio dal punto di vista archivistico. Una cosa del genere, come dire, se io ho consuetudine con diciamo i panorami archivistici del territorio di Verona, di Vicenza, di Padova, di Treviso, e così, ecco, come dire, una, una, una ricerca che rendesse indispensabile mettere le mani nelle fonti comunali, nelle fonti locali, ecco, in altri contesti di quello che a torto definiamo terraferma unitariamente parlando, diciamo, ecco, non sarebbe stato possibile, o meglio, non sarebbe stato necessario, nel senso che comunque sia, l'archivio di Vicenza piuttosto che quello di Verona, piuttosto che quello di Padova, sono sempre gli archivi di una capitale provinciale, Esatto. cosa che Udine non è rispetto a questi territori. Quindi su questa geografia archivistica forse il nostro pubblico e noi stessi possiamo ragionare ancora un attimo. Sì, nel senso che c'è che una geografia archivistica che risponde, in realtà presumo che il punto in questione sia questo, una geografia archivistica che una geografia archivistica, dicevo, che ha, come dire, che rispecchia dei rapporti, in realtà dei rapporti estremamente complessi tra le diverse realtà. Come giustamente Udine, ma potrebbe, io ecco, qui potrei anche ragionare su Udine, ma tralasciando il caso udinese, e certo il caso cividalese e il caso gemonese è diverso o sono differente in questo senso rispetto ad altre realtà del contesto veneto o di altri contesti, nel senso che siamo all'interno di una struttura, come dire, diversa nella sua articolazione più profonda. E è evidente che realtà minori che gravitano, ad esempio, nel contesto padovano o nel contesto veronese, nel contesto vicentino, come dire, risentono profondamente di quella che è la presenza della città, della capitale provinciale, ecco, se vogliamo utilizzare l'espressione. Qui invece ciò che colpisce è la ricchezza di alcuni centri in un territorio in cui non abbiamo una grande città egemone, perché la verità è che la Udine del 400 sta elaborando la propria egemonia su un contando. E uno degli strumenti, su questo è abbastanza chiaro, anche se in modo un po' sfumato, ma il Sanudo, ad esempio, quando passando per Udine, dice qui c'è il luogotenente, cioè uno degli strumenti attraverso cui si costruisce l'egemonia udinese è la figura della luogotenenza, una figura che viene completamente reinventata nel quadro veneziano. Ecco, questo noi non lo ritroviamo, cioè questa dimensione della capitale provinciale non la ritroviamo nel contesto friulano, e questa è una peculiarità, insomma, del contesto friulano rispetto, ad esempio, al mondo veneto, sicuramente, e questo presenta anche un suo grado di interesse, nel senso che però, nonostante non ci sia una città egemone, noi abbiamo dei centri, delle città, dei centri minori che si organizzano e che definiscono comunque una rete sul territorio, su cui poi si può anche discutere, nel senso ragionare in che misura, quali possono essere i gradi di comparazione, ma ecco, questo definiscono questi centri, e questo si ripercuote su quella che è anche la documentazione che noi abbiamo e su cui ho lavorato. Cioè noi abbiamo degli scambi molto chiari e molto, molto serrati, io direi, tra delle realtà, ma soprattutto per il caso cividalese, ad esempio con il mondo veneziano, in cui il tramite è il luogotenente, ma è la stessa Venezia, cioè non abbiamo quel filtro costituito dalla città capitale egemone, poteva essere Verona, poteva essere Vicenza, poteva essere Padova, che invece, come dire, ritroviamo proprio in quei contesti, in quel contesto veneto. E questa è un'ulteriore ricchezza, forse
è anche uno degli elementi di forza in questo senso, credo, presumo, del volume in questione, del libro. Sì, certo, quindi... Si potrebbe... Cioè, Sì, prego. prego. No, prego. No. Si potrebbe poi, ma questo si potrebbe poi, insomma, discutere anche di quella che è l'articolazione archivistica tra le due comunità e vedere cosa effettivamente c'è, ma ecco, non voglio anticipare troppo alcuni Senta, temi. quindi in un certo senso, diciamo... Senza contare il Parlamento, mi si scusi, perché in tutto questo poi Certo. dimentico un elemento non ho citato un soggetto che invece ha un ruolo importante in tutto questo e che andrebbe ristudiato, perché ancora il Parlamento quattrocentesco friulano risente di una mancanza di studi, cosa che invece non ha, come dire, non manca gli studi del Parlamento cinquecentesco, seicentesco, dove studi, ad esempio, penso ai lavori di Laura Casella, penso a questi studi hanno messo in luce tutta una serie di aspetti. Su questo, sulla riflessione quattrocentesca, c'è un po' il vuoto tra quelli che sono stati gli studi dell'Aict, i grandi, importanti, e quello che invece è stato il lavoro fatto da una certa storiografia friulana, in particolare quella udinese e anche in parte per alcune cose da altre, insomma, sulla dimensione del Parlamento. Ma sul 400, ecco, su questo ancora manca una messa a fuoco ed è uno degli elementi che, insomma, servirebbe per comprendere, anche da un punto di vista archivistico, semplicemente, l'articolazione e la complessità del panorama friulano. Ecco. Certo, senta, allarghiamo un pochino lo sguardo anche, diciamo, storiograficamente e anche, se vogliamo, geograficamente. È chiaro che il riferimento è immediatamente all'area veneziana e anche alla storiografia veneta o veneziana, ecco, perché c'è almeno uno studioso della mia generazione, sono fra i 70 e i 75, cioè Sante Bortolami, che aveva studiato un po' il Friuli occidentale da questo punto di vista, cercando di mettere a fuoco i borghi, i centri minori. Ecco, ma proprio parlando di studiosi scomparsi, un mese fa è morto Giorgio Chittolini, che a questi come dire, in un certo senso è stato l'inventore di questo tema storiografico. Oggi questo termine di quasi città è diventato proverbiale, quasi in modo imbarazzante in un certo senso, no? Una specie di tic lessicale che tutti usiamo, ma perché nel momento in cui 30 o 35 anni fa è stato elaborato ha veramente coperto un ruolo, un vuoto, diciamo. Ecco. Quindi ecco, direi, ecco, se può riflettere magari appunto sul modo con il quale lei stesso si è rapportato a questa tradizione, o l'ha innovata anche, o l'ha sostanziata da un lato. E poi anche un aspetto del quale sin qui non abbiamo parlato, la dimensione demografica di questi borghi dei quali stiamo parlando, no? Perché questa soglia della complessità sociale, no? Ecco, Chittolini proprio ci ragiona quando studia questi borghi lombardi che magari, come dire, si trovano nel territorio di Cremona, ma hanno magari 5-6 mila abitanti, hanno le dimensioni quasi di Belluno, quasi di... Ecco, quindi ci sono anche questi parametri che sono interessanti. Quindi una dimensione storiografica e una anche poi più concretamente demografica. No, ma certamente. Beh, questo, vabbè, il fatto che il professor Chittolini sia venuto a mancare nelle scorse settimane, insomma, è stato un momento molto triste, ecco, in cui è un grande dispiacere da tanti punti di vista, sia sotto l'aspetto che potrei dire intellettuale, ma anche dal punto di vista umano, nel senso, per quello che è stato. Dal punto di vista intellettuale, poi, indubbiamente, perché questo è facile, anche comprensibile, osservando uno studio come questo, devo molto agli spunti
di Giorgio Chittolini e a quegli articoli fondamentali, e in continuità con quello in realtà che, con un dialogo anche, se vogliamo, proficuo, con quelli che sono stati gli spunti sempre di Sante Bortolami, perché c'è un'altra personalità che è venuta a mancare un po' di anni fa, invece un po' prima, e che però aveva ragionato in modo puntuale sull'allargare ancora una volta a quelle aree non prese in considerazione o trascurate da una certa storiografia per quanto riguarda questo fenomeno, cioè quello delle chiamate quasi città, anche se su questo io mi allontano leggermente, se dovessi usare questa formula, anche per una questione di profondo rispetto a ciò che è stato detto in passato, nel senso che io uso raramente, questo penso che si veda all'interno del testo, del volume, il termine quasi città. E lo uso raramente perché credo che la dicitura più... anzitutto credo in un aspetto di cui sono convinto, forse anche per alcune discussioni che ebbi in passato, cioè alcuni confronti in questo senso positivi e profigui con lo stesso professor Mineo, a questo proposito, che è stato uno veramente delle persone che più mi ha sostenuto e anche stimolato in questa ricerca, veramente. E ragionavamo sul fatto che uno degli forse, ma questa è una considerazione, ribadisco, di carattere storiografico, uno forse degli errori di questa, dell'aver recepito troppo il termine di quasi città è stato di averlo concettualizzato troppo, cioè di aver trasformato tutto in quasi città, quando invece Chittolini in quei brillanti scritti, insomma, di anni fa, stava lanciando un campo di ricerca, cioè stava costruendo un'area di ricerca. Ecco, in questo senso le quasi città erano, in un certo senso, se mi si passa l'espressione, una provocazione a identificare, a parlare, a non occuparsi solo della città, ma a occuparsi di cosa c'era al di fuori, di che cos'erano questi oggetti. E quindi a me forse piace di più, l'ho utilizzato di più, l'ho recuperato di più il termine di città minori, perché queste sono a tutti gli effetti, almeno per quanto io ritengo, delle città minori, cioè una Cividale, una Gemona nel Nord Europa, nella Germania, in Germania, in Inghilterra, sarebbero delle città, sarebbero a tutti gli effetti delle città, non sarebbero, come dire, trattate come come dei soggetti diversi, sarebbero delle città a tutti gli effetti. E su questo il panorama, per quanto riguarda questo, ecco, la risposta storiografica, non so se ho risposto in toto, ma questo per quanto riguarda l'aspetto storiografico. E per quanto riguarda invece il dato demografico, Gemona si muove sui 2.000 abitanti, 2.000-2.500 abitanti, Cividale si ferma ai 3.000, non sono città che dopo una certa data crescono più di tanto. E però se noi facciamo il confronto ancora una volta dal punto di vista demografico con altre realtà europee che sono considerate a tutti gli effetti cittadine, non c'è una grossa differenza, non c'è una grande differenza. Anzi, ci sono più somiglianze che differenze da questo punto di vista. Cioè è un po' l'impressione che sia il panorama italiano, come dire, a portarci fuori strada, in un certo senso, a modificare la nostra prospettiva su queste realtà che invece hanno una loro, se vogliamo, hanno una loro forma compiuta, ecco, in quella che è all'interno poi del più largo orizzonte europeo. Resta però, e questo è un punto dirimente sul quale giustamente lei ha insistito, resta il grande problema della demografia, perché questo non è un problema solamente italiano, non è solo un problema delle piccole città o delle città minori. A me piace di più città minori perché sono città minori, tutti gli effetti, ma resta un problema di natura storiografica europea, cioè quanto conta il dato demografico poi nella misura, nella costruzione del panorama cittadino, nella costruzione di quello che è una città. Questo resta un grande problema, e resta un grande problema che anche una certa storiografia, soprattutto i demografi, si sono posti in quessto senso. E restano esemplari, insomma, alcuni studi, soprattutto provenienti dal mondo senese, su che cos'è, quindi dall'Università
dall'Università di Siena sul problema demografico. Questo è un tema che resta centrale, e il dibattito, direi, è ancora giustamente in corso, soprattutto per la parte tardo medievale e della prima età moderna. Quindi, ecco, però mi sentirei di dire una Gemona e una Cividale non si allontanano da quelle che sono le realtà, altre realtà, a tutti gli effetti cittadini, anche da un punto di vista demografico, nel quadro europeo. Sì, questo senz'altro, diciamo, ecco, perché poi quello che discrimina è appunto la complessità, diciamo così, anche la stratificazione sociale, l'articolazione sociale interna. Senta, restiamo ancora un attimo su questo terreno, diciamo, della così di questo rinnovamento negli studi di storia friulana che lei si è trovato nella sua stagione di studi 10 anni fa, ormai quasi 7, 8, 10 anni fa, in qualche modo a interpretare. Cioè, come si è posto rispetto a quegli studi così di taglio antropologico, peraltro così influenti, così suggestivi, così affascinanti, che la mia generazione, io quando avevo 30 o 40 anni fa, leggevamo con grande interesse, con grande suggestione, no? Penso naturalmente al libro famoso di Edward Muir sulla vendetta, anche a quelli, diciamo, di Furio Bianco, cioè un altro Friuli, diciamo così, arcaico, aristocratico e comunitario, diciamo così, no? Ecco, e rispetto ai quali lei, mi sembra, almeno nelle pagine introduttive, prende un po' le distanze, fatalmente, perché il suo tema è diverso, ecco. Però mi piacerebbe se magari riuscisse a approfondire un attimo, come dire, la sua posizione rispetto a questi due linee di approfondimento che ci sono state in passato, che oggi forse sono un po' sotto traccia, ma neanche più di tanto, forse. Sì, no, ma sicuramente, nel senso che io, e devo essere sincero, lessi, quando ero ormai ben più giovane, lessi con interesse, e veramente con grande interesse, i testi di Furio Bianco e di Edward Muir, e risultarono anche stimolanti all'interno di quello. Però, e confesso, in parte nacque anche da lì una certa necessità di ricerca, perché Di reagire, come anche? sì, perché non c'era nasceva da questo. Vorrei partire proprio da un dato personale. I processi che leggevo della luogotenenza e ciò che vedevo della documentazione veneziana, quindi non stavo ancora guardando le deliberazioni delle comunità, ero ancora ben prima, non mi restituivano quel quadro, cioè non mi restituivano quello di un Friuli come area marginale, non mi restituivano un quadro di tutto ricondotto a una lotta di fazioni, che pure ci sono presenti e sono fortissime, costituiscono anche l'ossatura, se vogliamo, di questo Friuli, del Friuli quattrocentesco, non vanno negate, attenzione. Però non mi ci ritrovavo allora, e sono convinto non mi ci ritrovo oggi, come dire, pienamente. Non mi ci ritrovo perché la complessità sociale di quei territori è ben più alta rispetto alla schematizzazione che ne viene offerta. Schematizzazione proficua in quel nel quadro, nel senso che ha permesso di far emergere tutta una serie di elementi interessanti e ha portato anche a rivedere alcune impostazioni. Penso soprattutto ai lavori in questo senso di Furio Bianco, cioè veramente puntuali, poi condotti, ragionando anche sulle comunità locali, sulle comunità rurali, chiedo scusa. Però rimaneva una mia perplessità, come dire, leggendo la documentazione giudiziaria del luogotenente, soprattutto quella giudiziaria, ma anche i registri anche le ducali, e quindi i registri della cancelleria ducale.
ancora di più quando cominciai a leggere le deliberazioni, nel senso che le deliberazioni ci mostrano, a mio modo di vedere, un dialogo, quelli che abbiamo richiamato prima, negoziazione, comunicazione politica, un quadro ben più articolato rispetto a questa schematizzazione di conflitto tra blocchi contrapposti, tra fazioni, c'è un altro Friuli che si sta trasformando, che sta cambiando nel corso di questo 400, ed è un Friuli che risponde a logiche più articolate, come dire, rispetto a quelle presentate da Muir e da Bianco. E Sì, l'adottare, concludo solo su questo, e prego. l'adottare una prospettiva cittadina, cioè provare a cambiare ulteriormente l'angolo prospettico, cioè vederlo dalle comunità cittadine, da quelle che sono, avevo definito, città minori, secondo me ha confortato questa impostazione, cioè ha consentito di rendere, perché forse poi uno alla fine gli obiettivi che uno si prefigge sono sempre più limitati, ecco, e l'obiettivo era tra le varie cose di questa ricerca, di cercare di rendere la complessità o di far luce su quella che era la complessità di un territorio, perché di questo poi si sta trattando, che invece non ritrovavo in questi schemi, cioè non ritrovavo negli schemi di Muir e di Bianco. L'adottare la prospettiva cittadina consente di far emergere, e a mio modo di vedere fa emergere attraverso il libro, una complessità maggiore rispetto a questo, cioè c'è una pluralità, ad esempio, e una pluralità di poteri, di giochi di legittimazione che non possono essere ricondotti unicamente alle fazioni locali, Strumieri e Zamberlani, ma anche a quella dinamica di grandi consorterie di grandi consorterie castellane, che hanno una loro importanza decisiva, centrale, questo non va negato, e che anzi forse uno dei dispiaceri in questo volume è di non aver potuto legare meglio, come dire, la dimensione cittadina a quello che poi sono le enclave castellane, che vanno. Questo però avrebbe portato a una dilatazione dei tempi e soprattutto a una ricerca molto molto complessa, come sa bene uno studioso, tra l'altro anche questo purtroppo è venuto a mancare in circostanze ormai un po' di anni fa, Michele Zacchigna, che invece stava conducendo un lavoro puntuale su questi aspetti. Quindi lei si sente, mi sembra, tutto sommato abbastanza vicino a quello che è stato, appunto, secondo me, una delle linee più feconde della scuola di Chittolini, cioè ricerche come quelle di Massimo della Misericordia, di Federico del Tredici, che cosa hanno fatto per l'Alta Lombardia e anche per la Valtellina in realtà. Hanno, diciamo così, valorizzato la dimensione politica, retorica, culturale, di consapevolezza, diciamo, di queste società, individuandone i notai come, diciamo, intellettuali organici, le elite dirigenti come tutto sommato abbastanza consapevoli, no, di questi borghi. Ecco, non lo so, la Bormio di Massimo della Misericordia non è diversissima da questi suoi borghi. Ecco, mi sembra anche questa è una prospettiva di comparazione che potrebbe aver senso in qualche modo. Sì, in questo senso sì, nella misura in cui tra le varie ispirazioni, oltre ai lavori di Chittolini, naturalmente ci sono i lavori soprattutto di Massimo della Misericordia, quindi si intercetta, ha colto perfettamente quello che è un riferimento non solo storiografico, ma proprio anche metodologico, cioè un'attenzione alle fonti, a quella che è la costruzione della consapevolezza degli attori in sede locale, naturalmente. E forse anche per questo che insisto o provo a insistere su tutta una serie di attori nel corso del mio lavoro, e anche su
come vanno costituendosi e come vanno relazionandosi con la complessità del panorama sociale e con quello che è il nuovo contenitore, se vogliamo, che si va definendo. Quindi da questo punto di vista assolutamente sì. Anzi, uno degli elementi interessanti sarebbe stato proprio quello di allargare, introdurre ulteriore complessità, che però avrebbe rischiato, come dire, di allargare troppo il quadro, ma anche perché uno dei problemi, ad esempio, lei citava i notai, ma i notai sono decisivi, ma decisivi, e uno dei dispiaceri a questo proposito è di non averli potuti seguire concretamente sul territorio, nella misura in cui il territorio significa i notai cividalesi, i notai gemonesi, come si muovono nelle realtà ancora minori. Questo diventa complesso perché il notarile udinese non è un notarile che va indagato con costanza e con puntualità, come dire, ma è un notarile impegnativo nel momento in cui si esce dalla realtà udinese. Già è difficile controllarlo per il quadro udinese, ma per quello ed è complesso poi anche per le varie articolazioni, insomma, sul territorio. Quindi in questo Senta, senso mi ritrovo perfettamente. si può dire che, diciamo, una certa cultura, diciamo, consiliare del verbale cittadino, della dialettica politica interna al Consiglio, è un elemento compresente sia a Cividale che a Gemona? Perché poi fra un attimo nella prossima domanda enfatizzo le differenze, No, ma ma no, sì, prego. no, ecco, era semplicemente questo. Se, come dire, questa patina che in fondo poi viene, non lo so, quali erano le origini, diciamo così, culturali di questi giudici, di questi intellettuali, di queste persone che governavano i consigli cittadini, che scrivevano le lettere. Ecco, mi sembra però un elemento che unisce le due pur così diverse società cittadine. Sì, ci sono, in questo senso, allora c'è sicuramente un quadro notarile che ritroviamo sia per il contesto gemonese, cioè la presenza di notai e la presenza di notai con una certa preparazione noi li ritroviamo sia nel contesto gemonese sia nel contesto cividalese, con delle differenze però, nel senso che nel contesto cividalese noi ritroviamo dei giurisperiti, e in questo senso c'è un nucleo forte di giurisperiti che si va formando e che si lega al contesto della dominante, e tra le varie cose si va formando a Padova. Questo è uno degli elementi che poi emerge anche e forse questa è anche una differenza, non che a Gemona qualcosa del genere non ci sia, perché non è vero, c'è anche lì, ma in misura più sfumata. Decisamente la realtà in questo senso è un po' diversa, però c'è un nucleo forte, potremmo dire, una cultura comune che sicuramente è quella notarile, sicuramente decisamente quella notarile, con un nucleo più forte però di giurisperiti nel quadro cividalese. E sono, se vogliamo, questo è uno degli elementi che noi ritroviamo anche all'interno dei consigli, cioè il dibattito all'interno dei consigli, le fonti deliberative in questo senso possono essere comparate, quelle cividalesi e quelle gemonesi, cioè sono, insieme ai registri dei camerari, insieme anche alle lettere, proprio quelle che vengono spedite o meglio, attenzione, le lettere vengono ricevute, poi come si vanno elaborando, ma questo è un altro discorso, più come si va elaborando la dialettica con la dominante, è un discorso più complesso, perché si preferisce mandare nunzi, si preferisce mandare insomma degli ambasciatori o al luogotenente o alla dominante, cioè si preferisce quindi evitare la scrittura e invece conferire allo scambio orale, ecco, il dialogo con la dominante, ma a parte questo, fonti deliberative, perché poi si tratta delle deliberazioni delle comunità e i registri dei
ad esempio i registri dei camerari sono perfettamente compatibili, e nelle fonti deliberative noi veramente ritroviamo quegli elementi comuni, anche se poi con alcune sfumature naturalmente, nel senso che le fonti gemonesi e le fonti cividalesi tendono a essere un po' più rigide da questo punto di vista, a tendere più a registrare una serie di fatti, soprattutto concentrandosi anche sulla materia giudiziaria, mentre le fonti gemonesi in questo senso stanno più attente ad altre tipologie di dinamiche e fanno per certi versi emergere degli elementi che invece nelle fonti cividalesi scompaiono, ma probabilmente perché la dialettica politica è diversa, cioè la classe dirigente se vogliamo utilizzare un'espressione, ecco, ma il gruppo politico è diverso, ecco, c'è una differenza di impostazione poi di quello che è il dibattito cittadino, però la cultura è in questo senso comune, assolutamente. Ecco, da questo punto di vista forse, intanto rifletto con lei sul fatto che è quasi 3/4 d'ora che parliamo, e di patrizi veneti che hanno messo il naso dentro le porte sul ponte del Natisone o a Gemona o a Venzone non ne abbiamo ancora citati. Sarà un caso, però sono sudditi che si autogovernano in qualche modo, questi dei quali stiamo parlando in un certo senso. Sì, ecco, sì, poi sì. magari... No, ma è vero, in questo senso sì, sono sudditi che sarebbero dei sudditi molto indisciplinati, come dire, o molto, a seconda della prospettiva, molto disciplinati. No, volevo rimarcare un aspetto che in realtà lei stesso un attimo fa accennava, no? Se riprendiamo i suoi 2 titoli, Gemona, una società cittadina. Il primo mezzo libro è intitolato Gemona, una società cittadina. Cividale, una città in competizione. Credo che siano titoli appunto, diciamo, non scelti a caso. Quindi Gemona è prima una società urbana che non una città strutturata, è più un centro aperto, vitale, ricettivo, economicamente vitale, che viene consolidando le sue istituzioni. Cividale è più figlio del suo passato, di una ingombrante eredità che ha sulle spalle, no? Ecco, è giusta, cioè mi sembra una in questo senso distinzione, così dire, che è chiara nei titoli che lei ha dato, ma se magari l'approfondisce ancora un attimo. Sì, ma assolutamente coglie perfettamente il punto, nel senso che, devo essere sincero, in questo senso il titolo cividalese il titolo gemonese, chiedo perdono, il titolo gemonese è debitore di uno spunto di un altro studioso a questo proposito, che è il professor Cammarosano invece, che per primo parlò di una società cittadina gemonese in questo senso, facendo proprio questo ragionamento, ovvero la società in questa chiave. Ma perché? Perché è una società in cui e forse il punto, il discriminante qui è proprio questo, se noi ci focalizziamo su quello che può essere un grande dibattito quattrocentesco, ma non solo quattrocentesco, anche cinquecentesco, che è quello della nobiltà, cioè chi è il nobile, noi vediamo molto bene che, se utilizziamo quest'angolo prospettico, utilizzo solo questo per essere esemplificativo di un quadro, come dire, nella realtà cividalese le cose sono molto più chiare rispetto al contesto gemonese. Attenzione, non che ciò non vuol dire che anche nel contesto gemonese non si vada elaborando, non si ragioni, non ci si confronti, le cose non siano, non si ragioni, ecco, sulla nobiltà, sulla nobilitas. Però è evidente da questo punto di vista la maggiore complessità sociale del panorama, come dire, cividalese, ma anche un'altra dicitura importante che io utilizzo all'interno del testo è indicativa, gentilomini e popolari, dove noi la ritroviamo all'interno del contesto cividalese, questa distinzione nel mondo invece del mondo gemonese non c'è in modo così netto, è tutto molto più sfumato. L'elite cittadina
gemonese è un'elite legata alla pratica insomma, è legata al commercio, è legata a tutta una serie di traffici che si sono andati costituendo nel tempo e che sono anche eredi di una certa tradizione, quella dell'immigrazione lombarda, quella dell'immigrazione toscana, anche se poi le cose nel 400 assumono una forma un po' diversa, nel senso che abbiamo un nuovo polo di legittimazione che è Venezia, e questo complica, modifica come a Cividale le cose. Però questa tradizione c'è, effettivamente è una società diversa, è una complessità diversa rispetto al centro cividalese, dove invece c'è una dialettica differente che noi ritroviamo all'interno di quadri, questo se ne discuteva ancora, ne discutevo ancora 8 anni fa col professor Mineo a questo proposito. Cividale è molto chiara su questo, cioè quindi è più facile nel 400, è più facile far fortuna e ascendere socialmente a Gemona che non a Cividale? Ma in questo o mi sbaglio? Ma non in questo senso, Cividale presenta delle logiche interessanti, nel senso che i casi che porto, soprattutto per quanto riguarda quello delle 2 famiglie, che ho portato i Puppi e i De Nordis, mostrano in realtà come l'affermazione di queste famiglie noi la si possa ritrovare sia, e invece degli Abbati, nel caso degli Abbati, per il caso gemonese, questa affermazione possa valere per entrambe le realtà, cioè da un punto di vista politico in questo senso. Si possa ritrovare sia nel caso gemonese sia nel caso cividalese. È chiaro che il caso cividalese consente dei margini di affermazione diversi rispetto a quello che è il contesto gemonese a questo proposito. E il caso degli Abbati in un certo senso lo dimostra bene, cioè c'è sempre la necessità di appoggiarsi, di costruirsi con, mentre nel caso cividalese si vede, come dire, un'elaborazione diversa che si muove all'interno del contesto cittadino, cioè l'élite, in questo senso cividalese, presenta caratteri che io potrei definire anche così, di autolegittimazione più marcati rispetto a quello invece che è il contesto gemonese. Se dovessi dare una risposta, ecco, più, e portando i casi di studio che ho visto, cioè la possibilità di affermarsi a Cividale rispetto a Gemona è diversa, ma per proprio le aspettative, le possibilità messe a disposizione dal contesto sono diverse, sono completamente differenti, anche se ciò può creare un po' di problemi, perché dipende come guardiamo in che prospettiva guardiamo questa mobilità sociale, tra virgolette, nel senso che dipende se noi adottiamo l'ottica dei De Nordis, noi invece adottiamo l'ottica di una mobilità sociale dei popolari, perché invece questo irrigidimento, come dire, del blocco dirigente, dell'elite, noi le ritroviamo sia in un posto che nell'altro, in forme diverse e con elaborazioni diverse, ma troviamo anche questo, anche se a Cividale questo si fa più marcato, mentre nel contesto gemonese si riesce ad assimilare, anche se sarebbe curioso vedere in che modo, nel senso che naturalmente la mia ricerca arriva fino, è uno spunto, se vogliamo, ma sarei stato curioso di andare a verificare puntualmente che cosa accade nella fase cinquecentesca e seicentesca. La mia è un'ipotesi, ma è un'ipotesi abbastanza fondata, ecco, a questo proposito. Cioè la civiltà gemonese e la comunità gemonese riesce ad integrare, ma perché l'elite che ha come l'elite è a suo tempo è più fragile, è più fragile da un punto di vista di legittimità, quindi ha la necessità di integrare rapidamente, mentre quella cividalese presenta caratteristiche completamente diverse, per questo che arriviamo anche a uno scontro poi con quella che è la dimensione popolare, che però questo insomma ha delle sfaccettature non da poco, che però andrebbero indagate col 500 cividalese, che è altrettanto interessante. Senta, partendo un pochino anche da questo, spostiamoci un attimo sul piano, diciamo così, più simbolico. Ecco, se mi ero annotato questa frase: a Cividale lo spazio ecclesiastico percepito come
simbolicamente centrale. Ecco, Sì. in generale devo dire che di chiesa ce n'è poca, No, ce n'è molto. sia a Gemona che a Cividale, ecco, diciamo per scelta, per esigenze di tempo, ecco. Ma se magari adesso ci ragioniamo insieme un attimo, o ho capito male o è così, cioè è questo passato che pesa anche in questo caso su Cividale, la dimensione ecclesiastica, c'è anche un risvolto materiale, cioè i beni delle chiese sono più importanti, più pesanti. Beh, questo certamente, cioè la realtà cividalese gode di una posizione privilegiata rispetto a quella gemonese, questo è un elemento di differenziazione. Tra l'altro io mi scuso perché ho perso la prima parte della sua domanda perché il collegamento è saltato per un istante, ma immagino che avesse che stesse, perché ho colto l'inizio ma non ho colto la seconda parte, chiedo scusa, ma non la prima, però immagino che ci fosse un ragionamento sulla differenza tra le due comunità da un punto di vista ecclesiastico, il fatto che io non tocco più di tanto Sì, o mi soffermo su questo nessuno aspetto. dei due casi, certo. Sì, Sì, sì. nessuno dei due casi. No, allora il primo, io non ho ho toccato, non ho veramente affrontato le fonti ecclesiastiche. Questa è una cosa che preciso anche all'inizio del volume, Certo. ma anche per questioni non solo per questioni di tempo, ma anche per una certa, insomma, perché è necessario concentrare l'attenzione sulla documentazione principe e così. Ho cercato di ricavare la maggior parte delle informazioni, cioè dalle fonti deliberative e da altre, e anche insomma, dal luogotenente veneziano. Però ciò che appare evidente, quindi al di là di quelle che possono essere, come dire, e qui sì, le pecche dell'autore, nel senso che avrebbe potuto indagare anche quello, ma tutto non si può fare, come sembra, anche se poi alla fine lo storico è un elenco di ciò che non è stato, alla fine dei lavori storici elencano sempre tutto ciò che non hanno visto e si dispiacciono di ciò che non hanno visto, e invece, come dicevano alcuni storici, forse non sono bruciati abbastanza archivi perché gli storici non ragionino in modo molto più attento sulle fonti che hanno a disposizione. E no, c'è una differenza sostanziale tra Gemona e Cividale, cioè anche qui c'è un'eredità del passato, il peso del capitolo cividalese è infinitamente superiore a quello che è il contesto gemonese. La realtà di Gemona è una realtà da questo Anche la punto di vista. realtà monastica, credo, no? A Cividale. Sì, la stessa realtà monastica, ma è indicativa, almeno per quanto riguarda, ma è sufficiente prendere questo come indicatore, cioè dove si svolge l'Arengo, spesso, si svolge all'interno di questi monasteri, cioè è inutile, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, cioè c'è una differenza evidente tra i due contesti, e questo pesa anche in quella che poi è potremmo dire il peso specifico delle due comunità, cioè Cividale ha alle spalle sì una tradizione e una forza diversa da quella di Gemona, e anche nei confronti dello stesso patriarca. Poi è una Certo. cosa che soprattutto nel corso del Cinquecento e anche nel corso del Seicento diventa sempre più evidente, quando cominciano, anche da un punto di vista simbolico, il capitolo a prendere le distanze da quella che è invece la dimensione patriarchina, quindi sì, assolutamente. E poi senza contare, questo così concludo, le attenzioni del capitolo civilalese nella Slavonia, cioè quello che è il controllo, ma proprio, vogliamo, diretto per certi versi di realtà al di là, quelle che noi chiameremo realtà al di là del confine, che per allora invece erano tutt'altra cosa, ma questo si vede molto bene, e si vede quanto il capitolo gioca un ruolo decisivo per le famiglie e la loro mobilità sociale. Il caso dei De Nordis anche in questo senso è illuminante. Ecco. Sì, ecco, mi avvio a finire, abbiamo detto tante cose, ecco, questo sguardo verso l'esterno effettivamente c'è stato poco anche da parte nostra, ma ancora un'ultima cosa che riguarda, diciamo, la vita proprio di queste comunità. Sbaglio o non c'è grande insistenza
sulla ritualità urbana, sulle forme rituali. Ecco. Sì, no, assolutamente. Nel volume non c'è grande insistenza su questo. Questo perché l'attenzione è chiaramente spostata sul dato politico, la società politica. Ho cercato di mettere in luce quelli che possono essere degli elementi interessanti. Il problema è che sulla ritualità urbana, utilizzando le deliberazioni come fonte principe, non molto ci arriva. Cioè, in questo senso, le deliberazioni cividalesi e quelle gemonesi non molto ci raccontano di quella che è la ritualità urbana. E questo è un peccato, perché naturalmente non ci consentono invece di cogliere un elemento determinante, invece arricchente. Potrebbe essere, si sarebbe potuto approfondire, o si approfondisce, però anche qui ho provato a fare qualche sondaggio, ma la documentazione veneziana, i processi che di solito invece ci restituiscono alcuni elementi interessanti di questa ritualità, per rimandi, ma da questo punto di vista neanche i processi veneziani ci danno molto. Qualcosa per Cividale, ma un po' poco per costruirci, ecco, per costruirci una sezione almeno, o un paragrafo, o insomma un pezzo che possa essere poi confrontato, una sezione che possa essere confrontata da una comunità all'altra. Purtroppo la documentazione forse la documentazione, anche le cronache però da questo punto di vista non ci aiutano, perché in realtà non aggiungono molto. La cronaca quattrocentesca di Cividale non dice niente praticamente a questo proposito, e quella gemonese ancor meno, ecco, se non alcuni eventi che possono risultare interessanti, ma non di più, ecco, forse cambiando angolo prospettico, ma non partendo dalle deliberazioni sicuramente. Senta, un'ultimissima domanda, con questa davvero chiudo. Una domanda, diciamo... Mi dispiace interrompere, ma vorremmo provare a lasciare... No, avete ragione. La domanda finale è questa. In parecchi casi lei usa la locuzione, apro le virgolette, il nascente stato da terra, con la S maiuscola qualche volta, con la S minuscola qualche volta. Ma è davvero nato? O è un aborto? Il punto o è una che... gravidanza indesiderata? Cos'è questa storia dello stato da terra? Questa è una domanda molto ma questa potrebbe, ecco, aprire una grande discussione. Non so quando terminerebbe questa discussione qui. No, però a parte le battute, ecco, sicuramente provo a rispondere in questo modo, forse non risultando pienamente soddisfacente, però lo stato da terra è ciò in cui si ritrovano, nel senso che lo stato da terra è qualcosa, potremmo dire, secondo me la domanda posta in questi termini, ma è nato, non è nato, è una domanda che non... Sì, è la domanda che è sbagliata, mi perdoni, non voglio risultare, ma è la domanda che è sbagliata, nel senso, vi ci ritrova, vi erano, ma no... che cos'è questo stato? Sì, ma è mai nato? Nel senso, è una domanda sbagliata. Vi si ritrovano, vi sono. E questo... È chiaro che mi rifacevo provocatoriamente a una tradizione che per 50 anni abbiamo discusso, discusso, negato, controbattuto. Va bene, comunque, insomma, così per concludere, c'è veramente tanta ricchezza di analisi e, come dire, un contributo, credo, come dire, che segna uno spunto. Una cosa bella, e finisco davvero, abbiamo citato tanti storici contemporanei, tante scuole, ecco, come dire, Camarosano, e la storiografia padovana, e Bortolami, e Chittolini, e la sua scuola, cioè è veramente appunto un Friuli laboratorio ricettivo di varie influssi, ecco, dove c'è stata una capacità, insomma, cresciuta tantissimo. Io appunto mi sono laureato 50 anni fa, voglio dire, il confronto con la situazione attuale fra quello che ha dato
prima Trieste come università e poi anche Udine è veramente, come dire, straordinario il progresso, e il suo libro in parte ne è, come dire, un frutto e un progresso, insomma, a sua volta. Ecco, basta. No, la ringrazio, è stato veramente molto gentile, troppo Dottoressa, gentile. abbiamo qualcuno? Sì, no, non volevo interrompere perché la discussione è veramente entrata nel vivo e soprattutto nella seconda parte le ultime 4-5 domande le ho molto apprezzate perché siete veramente calati in un contesto giustamente particolare e particolarista, punto di domanda, ma mi risponderai dopo perché vorrei giustamente dare la precedenza a chi ci segue da casa. Abbiamo già un paio di commenti, allora vado in ordine cronologico. C'è Marco Romio che ci chiede: chiederei al dottor Freschi se siano possibili comparazioni con alcune realtà dello Stato d'Amar dal punto di vista della governance veneziana. Ha senso un paragone simile? Quindi Stato d'Amar, immagino, Certo, sì. dall'Istria, se viene considerata Stato d'Amar, quindi Dalmazia, isole greche, tutto lo Stato d'Amar, se secondo te ha senso una comparazione. Prego. Cominciamo da questo o vogliamo raccogliere? Non ricordo come... Di solito facciamo uno a uno, ma se preferisci raccogliere, fammelo sapere che... Allora, no, va benissimo, facciamo uno ad uno. Allora, parto da questo, nel senso che parto dicendo che io non sono un esperto dello Stato d'Amar e confesso di essere quindi tutta la mia ignoranza sullo Stato d'Amar. Ritengo però, al di là della mia ignoranza sullo Stato d'Amar, che una comparazione possa essere utile e interessante e possa esserci un ragionamento strutturato su questo. Poi quali sono i termini del ragionamento strutturato? È una domanda complessa, però penso, e qui un eco mi viene spontanea perché, come dire, al mondo cretese, ad esempio, per quanto riguarda, quindi qualcuno pensa a Istria Dalmazia, invece a me viene un eco concreta, ma per altre ragioni se ne discuteva ancora così con Alfredo Viggiano, quindi grande, tra l'altro, ecco, si è occupato di queste cose e quindi con il fatto che alcuni elementi che noi ritroviamo in Friuli li ritroviamo nello Stato d'Amar in modo diverso, però che possono essere comparati. Cioè, tra l'altro poi, senza citarti, anzi ti cito Cristina, mi dispiace, sei tirata in ballo in questo caso, me ne scuso perché sei il mediatore, non è il mediatore culturale, ma il mediatore... Ma penso al tuo bel intervento sul Sarpi, cioè alcune cose che ho sentito del Sarpi, ecco, e tu ragioni sullo Stato d'Amar, ma quando tu parlavi del Sarpi io pensavo al Friuli, dove però Sarpi sta ragionando in modo diverso. Per capire a chi ci ascolta, perché non tutti erano presenti a quel convegno, io e Lorenzo Freschi abbiamo partecipato prima della pandemia, quindi in presenza. Sì. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un convegno padovano sulle perizie repubblicane e io ho fatto un intervento su un consulto inedito di Paolo Sarpi che sta finalmente per uscire. Siamo curiosi perché adesso lo vediamo. Sì, appunto, in cui si parlava appunto dell'expertise degli esperti e quindi anche dell'interventismo di ceti sociali che agivano da mediatori e che in qualche modo influivano sui contesti giudiziari. La faccio molto larga, però appunto l'intervento, come molti altri presenti al convegno, miravano a sottolineare questa complessità di cui tu e il professor Varanini avete parlato più volte nel corso della vostra intervista e appunto anche lì volevo approfondire, ma vedo che gli interventi del pubblico si stanno moltiplicando. Allora facciamo così, sì, chiudo. Sì?
No, chiudo, quindi per me sì, comparazione ben venga, tenendo presente però che per quanto riguarda la governance veneziana, così rispondo al secondo punto, con il professor Varani stavamo dicendo prima, dove sono questi patrizi veneti, cioè dove sono questi patrizi veneziani in Friuli? C'è il luogotenente e poi il resto dove sono finiti? A Cividale e a Gemona non se ne vede traccia, cioè non si palesano, se si palesano i provveditori. Questa presenza non c'è. Nello Stato d'Amar è così, funziona in questo modo. Credo che questo sia già appunto, questo credo sia già un discrimine o un elemento che possa aiutarci a ragionare in termini comparativi in questo senso. Ecco, ma è solo uno spunto perché, ribadisco, di Stato d'Amar non sono un esperto per niente, quindi... No, uno dei motivi è che poche volte si organizzano convegni in cui entrambe le dimensioni sono presenti. E questo, esatto, questo è un altro errore in impostazione, come dire, nostra. Però si può migliorare e si migliora, si cerca di migliorare sempre. Quindi, per fortuna. Non so se parzialmente, forse hai già risposto alla domanda di Vincenzo Tedesco, dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa. Buonasera, avrei una domanda: fino a che punto e in quale ambito Venezia incise su un contesto così delicato e radicato? Grazie mille. Io integro questa domanda con una mia curiosità che mi era sorta sentendoti parlare all'inizio. Parlavi molto delle fonti locali e io mi chiedevo, ma io ti ho visto a Venezia un sacco di volte, qual è il tuo rapporto metodologico con gli archivi veneziani a questo punto? Questo sì. Allora, fino a che punto interveniva Venezia e abbiamo capito che i patrizi veramente salivano sulle Alpi, però Venezia aveva altri modi anche per manifestare la sua presenza, e quindi integro la domanda di Vincenzo dicendo come incideva, ma che cosa ti dice la documentazione della Serenissima rispetto al protagonismo delle elite del Friuli, e secondo te quanto c'è di retorica, di fake news da parte del patriziato veneziano, e secondo te nei documenti veneziani, e quanto invece c'è di realtà della presenza egemonica veneziana? No, ma sicuramente. Allora, la domanda in realtà sono più domande, quindi cerco di dare un po' di ordine, però è giusto così. Allora parto proprio dalla battuta, nel senso a Venezia ero spesso, ma in realtà per un motivo un po' strano, nel senso che in realtà io ero a Venezia a consultare il fondo del luogotenente. Il fondo del luogotenente è vero che sta a Venezia, ma il fondo del luogotenente originariamente stava a Udine. Poi nel corso dell'Ottocento le cose cambiano, a questo proposito anche di documentazione archivistica. Concreto, il Duca di Candia sta a Venezia. Sì, no, ma è molto concreta. Io quindi guardavo il luogotenente sì, è il patrizio veneziano che però sta a Udine, ma lui, perché in realtà la documentazione poi, questo è un altro, io non ho consultato in modo, anche perché mi sono basato molto sulle ducali che coprono bene il 400 friulano, quindi da questo punto di vista i ducali ci aiutano molto, ma i veneziani sicuramente hanno altri strumenti. L'idea che mi sono fatto sempre di più è che Venezia sicuramente, la leva giudiziaria è decisiva. Io quando guardo il luogotenente vedo il gioco degli appelli fondamentalmente, che è decisivo, ma questa è una cosa che è stata messa ormai in luce da tempo, ma è veramente marcata. E poi vedo qualcos'altro, però, una comunicazione incessante. Cioè Venezia scrive, il luogotenente scrive, ha una cancelleria che manda lettere in continuazione, cioè se io lo guardo dalle comunità, non solo sono costantemente richiamati dal luogotenente. Poi che questo sia effettivamente efficace è tutta un'altra cosa, cioè è tutto un altro discorso, ma perché l'impressione che mi sono fatto guardando le comunità friulane è, detto un po' anche per chi ci ascolta un po' meno, che questi facessero un po' quello che volevano, nel senso, soprattutto a Cividale, cioè quando io ragiono nel libro su una serie di conflitti, la luogotenenza è tirata in ballo
quando l'elite cividalese lo decide, nel senso che se l'elite cividalese decide che il luogotenente deve essere tenuto fuori, il luogotenente resta fuori, cioè ha questa forza. Gemona no, Gemona non ce l'ha questa forza, anzi Gemona ha timore dell'intervento, come dire, delle magistrature veneziane, tra cui quello del luogotenente, tant'è vero che nel caso che segnalo all'interno del volume, quando c'è questo scontro interno, che poi in realtà sarebbe da approfondire, io l'ho citato, ma ho ricostruito, come dire, linee essenziali, uno dei timori è proprio l'intervento delle magistrature veneziane, cioè l'intervento del luogotenente concreto, materiale, lì. Perché? Perché in questo senso Venezia è un nuovo polo di legittimazione che può ridefinire, come dire, il contesto locale, gli equilibri locali, ma è uno dei poli, insomma, che si inserisce all'interno di un discorso molto complesso. Ecco, in questo senso io ragionerei però ragionerei, ribadisco, guardando alla luogotenenza più che a Venezia, perché continuo a rimanere agganciato a questa idea, cioè i patrizi veneziani si vedono poco, se si vedono i provveditori. Altro discorso sarebbe da fare proprio su questo, sui provveditori, cioè fino a che punto pesano i provveditori veneziani invece in Friuli, laddove il Friuli comincia a diventare un'area, mi si passi l'espressione, militarizzata. Perché poi di questo noi non parliamo mai, ma in realtà le fonti locali ci restituiscono, e su questo sì invece bisognerebbe lavorare, e io ci lavorerei se avessi del tempo tra le varie cose, come dire, mi piacerebbe farlo, a parte le battute mi piacerebbe farlo, ma come dire, sulle compagnie che noi ritroviamo in Friuli, chi sono chi sono i provveditori, chi sono i capitani, come si organizzano, che peso hanno, perché ad esempio su Cividale è molto chiaro quando arriva il provveditore veneziano mandato per tutta una serie di ragioni che adesso non sto ad elencare, il provveditore, però ad esempio Cividale non viene visto bene, il provveditore non lo vogliono, dà fastidio, è un'ingerenza, viene allontanato. Il luogotenente invece no, il luogotenente va bene che venga a Cividale, il luogotenente è buona cosa, anzi se si ferma e possibilmente ripara il Palazzo del Patriarca va anche meglio, perché così si allontana da Udine, quindi la logica è molto articolata. Noi non abbiamo, io non riesco a vedere la profondità di questa militarizzazione, ecco, del Friuli occidentale, e quanto pesa la presenza di Venezia in questo senso. Però un peso c'è, cioè effettivamente c'è, è reale, non è immaginario, come dire, c'è, perché quando si leggono i documenti anche delle deliberazioni in relazione e si mettono in relazione, come dicevo, chiedo scusa, con la documentazione veneziana, si vede ad esempio un dialogo serrato su quello che è il contesto ungherese, il nemico ungherese, cioè Venezia è molto attenta da questo punto di vista, lì si è puntuale e le comunità lo sanno e dialogano in modo puntuale con Venezia, lì si incide. È una paura reale, tra l'altro, non è di nuovo immaginaria, o è reale, cioè l'Ungheria viene vista come... Sì, poi sentiamo subito le altre domande, ma sì, voleva integrare questo passaggio, sì, volevo così provare Prego. a tirare un attimo le fila. Penso che, cioè, il valore del libro di Freschi sta proprio nell'aver soppesato questa, diciamo così, relativa, fra virgolette, autosufficienza di queste due comunità che sono abbastanza grosse, abbastanza lontane, sono abbastanza tutto, diciamo, esatto, ecco. abbastanza... Voglio dire, non è il Basso Friuli dove c'è la presenza fondiaria veneziana, sì. Non è la fortezza di confine dove per forza bisogna starci attenti da parte di Venezia. Se dovessi fare un parrastrano, ecco, ma un paragone, potrebbero essere certi borghi, non lo so, dell'Alto Bergamasco, borghi sviluppati che quindi sono, come dire, hanno una loro complessità sociale e anche una certa robustezza commerciale, come in particolare Gemona. Non hanno valore strategico militare, sono abbastanza lontani da Venezia perché non interessi l'espansione fondiaria, quindi ci sono queste, diciamo, interstizi, condizioni per cui
i cividalesi e i gemonesi sono abbastanza soddisfatti di sé nel 400, ecco, diciamo così. Tutto qua. Sì. È proprio un discorso di varietà, ecco, da tenere presente e da soppesare con molta cautela. Sì, è molto complesso il panorama in quel senso. Sì, questo aggiungerò dopo una curiosità, ma prima volevo appunto leggere la domanda di Sara Paderno, che chiede: quanto la compagine e il profilo sociale di Gemona e Cividale rispecchiavano gli assetti economici e politici dominanti in città? Potrei rispondere molto, nel senso, cioè siamo all'interno di un quadro in cui sicuramente il peso, come dire, c'è un rispecchiamento in questo senso, ma penso che emerga anche abbastanza bene dal libro, cioè, come dire, l'articolazione sociale risponde a quelli che sono anche i gruppi di potere all'interno del mondo gemonese e cividalese, cioè lo vediamo molto bene, lo vediamo estremamente bene. Ribadisco, a Cividale quella differenza tra gentilomini e popolari è particolarmente marcata e si ripercuote su quello che è il contesto sociale cittadino. E la medesima cosa vediamo a Gemona, nel senso che quella fluidità che descrivevo, quella, come dire, flessibilità anche dell'elite, poi si ripercuote su quella che è la società gemonese, la società di Gemona, insomma. A proposito di Gemona, la curiosità che volevo chiedervi, perché avete tanto parlato del suo legame con il commercio anche estero, con l'immigrazione commerciale italiana, soprattutto dell'Alto Medioevo, quindi sulle Alpi bene o male si trovava il modo di salire, ma non c'è forse anche qualche fattore di determinismo geografico in questo isolamento della comunità genovese, cioè anche proprio le difficoltà logistiche, l'assenza di vie di comunicazione, di infrastrutture stradali, per esempio, perché il mio ricordo di Gemona, sì. insomma, chiunque ci vada anche oggi, insomma, ci si mette un po' ad arrivare. Ci si mette un po' ad arrivare, sì. E quindi mi chiedevo se il fattore di geografia fisica, oltre che di geografia umana, fosse se non determinante, almeno condizionante, e il rapporto anche a questo. Prima della trasmissione del seminario, parlando tra di voi, mi hai accennato giustamente, tra di noi, mi hai accennato giustamente che oggi è il 6 maggio, quindi oggi cade un importante anniversario per il Friuli, cade l'anniversario del terremoto di Gemona, e ne accennavi in rapporto al fatto che questo ha avuto un'influenza poi sulla gestione degli archivi e quindi della conservazione dei documenti che hai utilizzato. Secondo te un'influenza negativa o anche positiva? E in che modo questi documenti si sono potuti valorizzare? Quindi sono due domande diverse, in realtà quella sul fattore geografico, fisico, e quella sul terremoto. Assolutamente, ti ringrazio Cristina. Quello sul fattore geografico certamente, cioè sono d'accordo, la realtà gemonese risente, come dire, in una fase alto medievale e poi nel basso medioevo, età moderna, di quelle che sono le condizioni geografiche, ma veramente chiunque vada a Gemona se ne rende conto, anche per quanto riguarda l'espansione poi della cittadina, del borgo, se vogliamo definire la cinta muraria. Però sì, in questo senso sì, decisamente, assolutamente. E anche se c'è tutto il discorso poi alto medievale, come dire, è complesso quel discorso lì, e si relaziona anche a un'altra realtà, perché lì c'è in gioco, come dire, ci sono le vie di transito in gioco. Gemona è uno snodo decisivo, però questa è un'altra, come dire, pecca purtroppo della ricerca, ma dovuta alle fonti archivistiche. Sarebbe stato interessante ragionare in comparazione con Benzone,
cioè vedere come si... il problema qual è? Però- Che la documentazione di Venzone è... Cosa, professore? Effettivamente, due cose dico. Effettivamente una cartina ce la poteva mettere, perché mi pare che non ce La ne cartina. sia, non Allora ce sì, ne sia neanche, sulla neanche una cartina... in tutto il libro, neanche una. Prima Sulla cosa. cartina ha ragione, sulla cartina ha ragione anche... Sì, no, ha ragione sulla cartina. In effetti è una cosa che... Perché poi ragionando... questo è il problema di, confesso, di ragionare su soggetti che tutto sommato si conoscono da tempo, nel senso che sono a portata di... invece non è Per così. E in noi questo non friulani. sì, ma anche per qualcosa che vada al di là, come dire, del mondo veneto. E il padano è già il Friuli è oscuro, quindi figurarsi E realtà l'altra come... cosa che volevo dire è che io credo che appunto nel 76 avevo 26 anni, passai 20 giorni, mi pare, a ordinare dopo il terremoto l'archivio parrocchiale di Chiusaforte, come puro volontariato scientifico archivistico. Un archivio bellissimo, pieno di emigrati, una cosa, mi aprì un mondo. Ecco, e credo però che, come dire, il post terremoto abbia avuto anche da questo punto di vista, per merito dei friulani e forse dei gemonesi più di tutto, ecco, come dire, degli effetti benefici tutto sommato, ecco, nel senso che l'attenzione che c'è stata e c'è, credo ancora, per merito della regione, di tante situazioni, ecco, per quelle fonti è stata importante, significativa, diciamo. A tutt'oggi il Friuli, guardandolo anche dall'ottica della deputazione, è una realtà tutto sommato felice, che ha, come dire, una identità significativa più forte, più viva di quella della stessa deputazione veneta. Quindi questo nasce anche un pochino da quegli eventi, da quei fatti pur così tragici, insomma. Non so, questa è la mia lettura. No, ma è una lettura, per quanto riguarda l'archivio gemonese, è una lettura sicuramente corretta. Cioè, è questo. Può sembrare un paradosso, però il terremoto ha salvato l'archivio gemonese, in realtà. Paradossalmente l'ha salvato perché ha permesso ha risvegliato non solo perché non è successo così, non è accaduto questo in altre realtà, sono arrivati molti fondi in seguito al terremoto. E questo ha consentito di portare avanti un programma di recupero dei documenti. Io, insomma, non so se il professor Varenini è mai stato all'archivio di Gemona, all'archivio comunale di Gemona, questo non però se lei, ecco, quando le condizioni lo permetteranno, insomma, una passeggiatina sì, perché si renderà conto di che lavoro è stato fatto in termini di recupero della documentazione, cioè veramente puntuale, da tutti i punti di vista, cioè il documento nel suo senso profondamente materiale. Ecco, e questo è un tesoro che ci è stato restituito, e ci è stato restituito anche perché non solo sono arrivati i fondi, ma in questo senso sì, perché c'è stata una coscienza, cioè ciò ha risvegliato una coscienza di quella che era un'identità che forse fino ad allora sì c'era per quanto riguarda la propria memoria storica, ma che il terremoto ha risvegliato, ha scosso, ecco, se volessimo utilizzare questa immagine un po', però sì, ha costretto a fare i conti con la propria memoria, e questo è stato importante. Poi la reazione, di questo devo essere sincero, io sono sempre grato al personale degli archivi, sia quello gemonese sia quello cividalese, perché hanno sempre mostrato grande disponibilità, grande attenzione, ma l'hanno fatto perché, tra le varie cose, non solo perché sono molto, molto disponibili e molto aperti, e questo va riconosciuto, e anzi li ringrazio sempre, ma anche perché c'è un orgoglio, secondo me, in questo senso vero, autentico, genuino anche, di quella che è una storia, di quelle che sono delle radici, nel senso, non nel senso polemico del termine, ecco, perché poi il termine radici anche negli ultimi... Esatto, è stato un po' tirato per la giacca, quando invece ha un suo significato bello, ricco e articolato. Però, ecco, questo volevo dire,
il terremoto ha salvato l'archivio gemonese, è stato così per tante realtà, per altre realtà friulane, e di questo non possiamo che essere contenti. E forse, ecco, forse è un segno che oggi sia accaduta proprio oggi questa presentazione del libro su un archivio gemonese, quindi ricordando nel 46esimo anniversario del terremoto del 76. Non l'abbiamo fatto apposta, peraltro. No, peraltro è una coincidenza, quindi dobbiamo dirlo a chi ci ascolta e chi ci ascolterà, è una pura coincidenza, però è andata bene così. Allora. Beh, infatti, sì, io, sì, vedo, perché stavo per chiedere se c'erano altre domande da casa, e prontamente Giovanni Contel scrive: complimenti al dottor Freschi per la sua ricerca, vorrei fare una domanda a proposito delle interazioni e scambi culturali fra i due ambiti sociali cittadini e il resto del composito Friuli del XV secolo. Questa è un'ottima domanda, nel senso che allora provo a rispondere, perché è una domanda vasta in realtà, anche se sembra molto semplice, ma una parte, come dire, Gemona e Cividale, questa è una cosa interessante che però emerge alcune volte dal testo, ma non in modo così marcato, e di questo mi è dispiaciuto, forse potevo anche affinarlo meglio, ma la comunicazione tra il mondo cividalese e il mondo gemonese, e la comunicazione proprio attraverso i consigli, cioè c'è uno scambio di missive, di ambasciatori costante nel corso del tempo, e si vede che sono due realtà che comunicano tra di loro. Ma la cosa interessante è che queste realtà comunicano moltissimo con gli altri contesti. E devo essere sincero, però questo è una cosa che purtroppo non ho potuto approfondire, se non nella direzione udinese del confronto tra Cividale e Udine, che, come dire, è un confronto anche culturale, tra virgolette, che si gioca anche su una tradizione storica. E qui è evidente, molto marcato, come la presenza, come dire, l'elite cividalese sia attenta a contenere l'ingerenza udinese, cioè di alcune famiglie udinesi che cercano anche di farsi strada nel contesto cividalese. Quello che però emerge, al di là di queste mie considerazioni, è che comunque c'è una ricchezza veramente che andrebbe studiata proprio partendo da questo problema, cioè dalla grande comunicazione, dal grande dialogo, direi io, politico all'interno del contesto friulano, cioè della pluralità dei soggetti. E questo è un aspetto che si può fare, ma No, ho saltato un po' il collegamento, scusami. Chiedo scusa, è saltato il mio collegamento? No, è un po' a scatti, ma d'accordo. Pure, scusa l'interruzione. No, ma scusatemi voi, probabilmente è saltata un attimo la mia ma adesso ti sentiamo, procedi, concludi pure. Sì, no, dicevo, ripeto quello che ho detto prima, cioè quello, per analizzare questo, cioè per analizzare questi scambi, bisognerebbe adottare un'altra prospettiva, che era in parte anche quella che in un primo momento mi ero dato, cioè di partire, come dire, da questa pluralità di soggetti, da questa pluralità sociale, da questa relazioni tra questi soggetti. Chiaramente però questa è un'altra impostazione rispetto a una comparazione tra due casi di studio. Ecco. Quindi tu parli più di pluralità e non di pluralismo delle comunità. Non pensi a un territorio pluralistico, dove all'interno del quale tutto sommato le comunità sono delle monadi, ma si tratta di una pluralità, appunto, di comunità interconnesse in realtà, che condividono uno spazio estremamente vario rispetto a funzioni economiche, a transito di cose e persone, e a rapporti politici. E quindi quanto rapporti
politici con la dominante. Tu hai menzionato, se non erro, il fatto che a Gemona, mi sembra, ci fosse un crescente ceto di giurisperiti formatisi a Padova nel 400. A A Cividale. A Cividale. Ah, Sì, sì, a scusa. Cividale. A Cividale. E- No, a Gemona ci sono dei personaggi che noi vediamo gravitare su Padova, però sono pochi, pochissimi, cioè almeno per quello che perché poi bisognerebbe seguirli puntualmente, io ne ho individuati, però non era tale la documentazione per poterci costruire dei casi più puntuali o articolati come quelli che invece ho mostrato per Cividale e Gemona, dove invece lì la presenza è evidente, cioè è proprio marcata. Io lì ho dovuto come dire, condurre l'operazione opposta, semplificare, ovvero portare i casi principe, ma avrei potuto continuare con altre famiglie, penso ai Claricini, per esempio, che è un'altra famiglia che andrebbe studiata, che io ho studiato in parte, ma che vorrei approfondire in un futuro, perché tra l'altro resta una delle, come dire, Villa Claricini a Cividale è importante, ha un suo posto, come dire, all'interno del mondo cividalese. Sì, quindi cividalesi, giurisperiti, in questo senso, sì, non gemonesi. Immagino che essi facessero da intermediari con la dominante, se non erro, Sì. e si sono formati a Padova, dove c'era un'importante tradizione romanistica, come in tutte le città della terraferma. Tu hai menzionato di passaggio gli studi di Pier Silverio Leicht, che accentuavano un po' questa origine romanistica dei diritti, insomma, se possiamo parlare di diritto o della pluralità dei sistemi giuridici friulani. Questo secondo te era un fattore di conflitto? Almeno nel 400, perché io ho più presente il dinamismo del 500-600, però mi chiedo nel tardo medioevo, quando il ricordo della conquista veneziana non era troppo lontano, insomma, la presenza di tradizioni giuridico, quindi anche istituzionali, amministrative differenti da quelle veneziane, rappresentava più un fattore di conflitto con la dominante, anche vedendo i documenti del luogotenente, per esempio, tu hai citato deliberazioni, oppure c'era una tendenza all'integrazione di queste realtà, Sì. amministrativamente parlando, dico. Certo, no, certo Cristina. Allora, quello che io vedo, così rimango sui giurisperiti in realtà, e che mi farebbe piacere approfondire in un futuro, è proprio il ruolo giocato. Forse mediatori non è il termine corretto, perché, o ci sto ragionando se non è proprio il termine corretto, perché in realtà questi personaggi che noi vediamo, i De Nordis, ma potremmo anche citarne altri, penso, ho detto i Claricini, potremmo anche prendere personalità più importanti. Io ho cominciato a fare un elenco di questi giurisperiti. Giocano, veramente costruiscono quella rete, anche da un punto di vista proprio giudiziario, che lega il tribunale del luogotenente a quelle che sono le cause locali. E da questo punto di vista armonizzano molto, cioè cercano di, come dire, costruiscono un sapere, adesso mi si passerà l'espressione che è un po' forse forzata, ma un sapere condiviso da questo punto di vista, in cui riescono a muoversi e diventano dei referenti per decisivi. Sulla tradizione romanistica qui mi diventa un po' più difficile, nel senso che quello che ho guardato prevalentemente io sono i processi penali, quindi mi sono concentrato soprattutto sul penale, e il penale è un mondo un po' a parte, si potrebbe dire, nella costruzione, come dire, giudiziaria. Sì. Per vedere per vedere questo aspetto bisognerebbe andare a vedere con più puntualmente, cosa che io confesso, ribadisco, non ho, arrivo subito, quello che non ho fatto, anche i processi civili da questo punto di vista, cosa che io purtroppo non ho fatto, perché gli unici processi civili che io ho utilizzato, o meglio ne ho utilizzato uno in verità, è quel caso degli abati, della nobiltà degli abati, che in realtà si sta muovendo su un terreno strano, perché è un processo civile che sta all'interno di un fascicolo penale, cioè è una cosa un po' diversa rispetto a...
Ecco, sì, è quello che Bella Barba identificava, attenzione alla... Sì, non... ecco, ma si tratta di questo. Quindi su questo punto rispondo in due tempi, cioè non rispondendo forse pienamente alla domanda che mi poni della conflittualità, anche se c'è questa conflittualità, la pluralità. Mi sembra che tu abbia risposto, Però c'è un'armonizzazione. Dell'integrazione, giustamente, sottolineavi più i fattori di contatto che in effetti dalla storiografia passata forse sono stati un elemento un po' trascurato, ma non so Secondo me bene. per una questione di impostazione, perché quello che io vedo sono questi personaggi, cioè se li osserviamo come... Poi, ecco, non voglio approfondire perché è ancora qualcosa su cui confesso che sto lavorando, sto cominciando a lavorare in modo più puntuale, e cioè vedere che cosa veramente fanno, chi sono, cosa veramente fanno, come concretamente agiscono, che ruolo svolgono e cosa stanno costruendo, nel senso, perché in realtà poi stanno costruendo una rete questi, una rete decisiva, perché poi questo si vedrà a distanza di tempo, risulta sul serio decisiva. Questi si muovono tra le comunità locali, Venezia, ma non sono semplicemente dei mediatori, cioè qualcosa, per quello non mi piace il termine mediatori, perché secondo me ne discutevamo anche con Giovanni all'ultimo convegno, con Giovanni Florio, insomma, questa insufficienza in un certo senso del termine mediatore. Però ecco, qui apriremmo tante parentesi e non è il caso, non è questo il contesto. Il professor Varanini voleva aggiungere... No, era solo, credo anch'io che dobbiamo concludere. Mi chiedevo proprio in connessione con quello che diceva la dottoressa, se, perché non me lo ricordo, mi pare di no, però che non ci siano realtà di collegi, né di giuristi, né di notai, forse nemmeno. Cividale, quello sarebbe importante, sono marcatori culturali. Cividale sì, nel senso che c'è un collegio di notai a Cividale, c'è una realtà particolare. Cividale ha degli elementi un po' diversi. Gemona no, Gemona no, ma c'è un impianto notarile da questo punto di vista a Cividale articolato, ecco, rispetto a questo sicuramente. Allora, ti riporto solo un secondo commento di Giovanni Contrel, che ti ringrazia e ti risponde alla risposta di prima. Grazie, io lo pensavo anche all'itineranza dei maestri, a quel vario insieme che Pastore Stocchi definiva umanesimo di provincia, o ad esempio figure come Pietro Edo, che fu a Gemona per qualche anno. No, ma ha ragione, adesso no, in questo senso sì. Tra l'altro, che è una cosa che tra l'altro si sarebbe potuta approfondire legando a quella dinamica dell'umanesimo friulano, su cui in parte si era cominciato a ragionare, ma che è rimasto sempre confinato un po' alla dimensione locale, cioè tendenzialmente quello che si ritrova è a Gemona ritroviamo queste personalità a Cividale, e invece non si analizza la circolazione di questi personaggi. Qualcosa del genere però si sta cominciando a ragionare in modo diverso, vediamo se qualcosa emerge, perché stiamo lavorando, però non io nello specifico, anche perché è un tema tra l'altro molto ricco, molto ricco, anche troppo per certi versi, però qualcosa si sta facendo da parte di una studiosa francese con cui sono in contatto, però mi verrà, cioè nel senso, però in tutt'altra direzione, chiedo scusa, se no risulta confuso, che va in quella direzione lì, però è qualcosa che va approfondito, io certamente non me ne sono occupato, è di sicuro decisivo questo aspetto, anche questo dell'itineranza dei maestri, questo sì, ma perché si lega a quei fenomeni che sono stati un po' identificati in passato, l'umanesimo friulano, cosa che qualcosa è uscito, ma mai in modo così, non si è andata a ricostruire la rete di nuovo, torno lì, però è questo il punto, non si è andata a ricostruire la rete e la circolazione di questi personaggi, si sono definiti dei quadri, ecco, ma non una rete così puntuale. Spero di aver risposto, ecco, per quanto poi posso aver risposto io, perché in realtà non li ho seguiti e questo me ne dispiace, cioè non riesco a seguire i giuristi, i maestri, mi sarebbe troppe cose da
da È seguire. bellissimo, ma hai fornito moltissimi spunti di approfondimento che immagino avrai modo di portare avanti se potrai, come spero, continuare questa ricerca. E anche riguardo alla questione delle reti, Giovanni Contel ti ringrazia. Secondo me, forse con gli strumenti che abbiamo al giorno d'oggi, penso a alcuni software per le digital humanities, l'analisi delle reti sociali, alcuni software che si utilizzano nei metodi quantitativi, se avrai, forse se non tu o comunque i tuoi colleghi potranno costruire magari una ricerca anche di questo tipo, di rappresentazione delle reti, fonti permettendo, perché poi queste cose ovviamente si fanno quando si possono estrarre dei dati quantitativamente sufficienti io ovviamente non essendo uno specialista del tuo ambito non ho presente quali possano essere le lacune nei fondi che tu hai consultato. Bene, io chiederei se ci sono altre domande, commenti, sollecitazioni varie. Allora, non vedendo comparire altro, non so se il professor Varanini ha altro da... Mi pare che abbiamo, come dire, sviluppato veramente tanti aspetti, quindi resta un discorso aperto e vediamo, speriamo di andare avanti, voi soprattutto, non io ormai. Va bene, speriamo che Va bene? sia stata l'occasione per mettere Sì. sul tavolo tanti altri spunti oltre a quello che... Va bene. Ok. Allora grazie anche da parte della Deputazione in generale per il lavoro che è stato fatto, ecco, spero che lo porteremo avanti, vediamo insomma se ce la facciamo. Sì, bisogna essere fiduciosi, professor. Speriamo. Va bene? Allora ricordo giusto il titolo del tuo libro, a questo punto mi sembra doveroso, I sudditi al governo, società e politica cividale egemona nel Friuli del Rinascimento veneziano, pubblicato da Società Editrice Mulino e da Istituto Italiano per gli Studi Storici, anno 2020, ma come sappiamo poi l'anno è relativo. Quindi vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo seminario che è stato molto, molto ricco e sono molto contenta di questo. Grazie professor Varanini. Grazie Lorenzo Freschi. Per chi ci segue e chi ha passione di seguire le varie sessioni di Venice in Question, ricordo che da calendario, se non erro, il 19 maggio ci sarà il seminario di Daniele Ognibene che discuterà la sua ricerca di dottorato su le vie del commercio da terra, Venezia e Bologna nel tardo Medioevo. Il discussant sarà il professor Luca Molà di Warwick, quindi è un argomento altrettanto interessantissimo e storiograficamente attuale. Vi invito a continuare a seguirci e attraverso i nostri canali YouTube e Facebook e eventualmente a richiedere gli aggiornamenti alla nostra newsletter che utilizziamo come mezzo di diffusione. Bene, vi saluto e buona serata. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. A presto.